Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli. Tangenti sui lavori al porto di Palermo, arrestati i 2 direttori dell'azienda appaltatrice per pagare l'extra richiesto. Le imprese dovevano gonfiare le fatture o utilizzare materiali scadenti. Truffa sui rifornimenti di acqua potabile alle Eolie, 44 gli indagati, tra loro anche il capo della Protezione Civile regionale Cocina e l'ex sindaco di Lipari Giorgianni. Calci e pugni, nuova rissa tra ragazzi a Canicattì, tutti assistono ma non danno l'allarme. Il questore è avvilente, farò chiudere i locali che non segnalano questi episodi alle forze dell'ordine. Scheledri, zucche, dolcetti o scherzetti e la festa di Halloween arriva dai paesi anglosassoni ma non piace a tutti. Salviamo la tradizionale festa dei morti. A Catania in diverse chiese ed oratori i bambini si vestono da santi e angioletti. I 2 modi di usare il social TikTok, dalla richiesta di aiuto di una ragazza di Modica per salvare la madre minacciata dall'ex al video della figlia di un boss catanese. Albragati di Catania e Liolà di Pirandello nell'adattamento di Monio Vadia e con protagonista Mario Incudine che assicura sarà un Liolà carico di passione. Calcio, grella sulla crisi dei risultati del Catania, voglio dare un'opportunità ma non all'infinito, a Tabbiani ho detto che deve cambiare marcia. Ben trovati a Palermo, estorsione nei lavori della nuova stazione marittima, 2 le persone arrestate ai domiciliari, il direttore tecnico e il direttore di cantiere della società di Roma che ha realizzato le opere. Sono accusati di aver preteso dei soldi dalle ditte subappaltatrici che per riuscire a pagare dovevano gonfiare le fatture oppure utilizzare materiali di scarsa qualità. Marco Gulla. Avrebbero preteso soldi dalle ditte subappaltatrici nei lavori di restyling della stazione marittima al porto di Palermo. Con l'accusa di corruzione, i finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano hanno eseguito un'ordinanza con la quale il GIP del capoluogo, su richiesta della procura diretta da Maurizio De Lucia, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del direttore tecnico di Canossa di Puglia e del direttore di cantiere della società di Roma che si è aggiudicata l'appalto per realizzare il nuovo Christ Terminal per le navi da crociera a Palermo. Secondo l'accusa, i 2 indagati avrebbero preteso dai titolari di 3 imprese subappaltatrici un illecito pagamento di somme di denaro extra, una tangente che arrivava fino al 30% del valore dei lavori affidati, minacciando che, in caso di rifiuto, sarebbe stata preclusa la prosecuzione delle attività. Alle minacce sarebbero poi seguite pesanti ritorsioni come controlli a sorpresa, nonché il ritardo nel pagamento delle fatture. Un imprenditore ha ceduto, 2 invece si sono ribellati, segnalando all'ente appaltante quello stillicidio di ricatti che andava avanti ormai da mesi. In un caso sarebbe stato accertato che il titolare di una delle imprese vessate avrebbe pagato 80.000 euro di tangenti, di cui 45.000 in contanti e 35.000 tramite bonifici bancari su un conto corrente intestato alla madre del direttore di cantiere. Oggi gli arresti. Truffa dell'acqua alle Eolie. Per la Procura di Barcellona una società di navi cisterne di Napoli per 6 anni ha dichiarato di rifornire gli acquedotti delle Eolie con più acqua potabile del vero. Sono 44 le persone indagate e fra loro c'è l'ex sindaco di Lipari Giorgianni e il capo della Protezione Civile in Sicilia Cocina. €500.000 i profitti indebiti ai danni del Ministero della Difesa. Maglio Viola. C'è anche il dirigente generale della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina fra i 44 indagati per una frode in contratti e truffa aggravata ai danni dello Stato che si sarebbe consumata dal 2016 al 2021 nelle forniture pubbliche di acqua potabile destinate alle isole Eolie. Con lui anche il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, l'ex vice sindaco Gaetano Orto. L'inchiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto riguarda le forniture di acqua potabile in emergenza per 6 isole gestite dalla società armatrice Marnavi SPA di Napoli, che risulta oggetto giuridico dell'indagine. Secondo l'accusa, per 6 anni la società armatrice delle navi cisterne che rifornivano di acqua potabile le 6 isole Eolie faceva figurare sulla carta di fornire le vasche che alimentano l'acquedotto con quantitativi maggiori di acqua rispetto a quelli realmente forniti. Il danno in termini economici, quantificato durante le indagini coordinate dal procuratore Giuseppe Verzera e dalla sostituta procuratrice Emanuela Scali e condotte dalla Guardia di Finanza, è di circa 555.000 euro. Secondo l'accusa, il Ministero
Ministero della Difesa, che finanzia l'appalto per l'erogazione dell'acqua nelle isole che godono dello statuto speciale, pagava a sua insaputa per l'infedeltà di funzionari pubblici quantitativi di acqua più elevati rispetto a quelli effettivamente consegnati. Le 6 isole sono quelle amministrate dal comune di Lipari, ovvero Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. Nuova rissa tra giovanissimi a Canicattì, coinvolte centinaia di persone ma nessuno denuncia. Il questore di Agrigento dice è avvilente, farò chiudere i locali che non segnalano alle forze dell'ordine. Giusy Lazzara. Sedie che volano, calci e pugni tra adolescenti che si insultano. È la cronaca della rissa di venerdì sera nella centralissima piazza Dante di Canicattì, in provincia di Agrigento. Tutti guardano, ma nessuno ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ho lavorato a Catania, ho lavorato a Caltanissetta, ma a Reggio Calabria e in mezza Italia. È la prima volta che mi capita che di fronte a centinaia di persone, e non in una sola occasione, in più occasioni, negli ultimi mesi non ci arrivi alcuna segnalazione. Lo dico avvilente perché vuol dire che il senso civico è sottoterra. Questi gli episodi di violenza non denunciati e gli scontri sono durati più di mezz'ora con i ragazzi coinvolti, quasi tutti minorenni. Dei gruppetti di imbecilli sconsiderati, io li chiamo così. Per essere gang dovrebbero avere un minimo di organizzazione, invece sono solo stupidi, perché fanno queste cose in bella mostra davanti a tutti e denunciando uno stato evidente di alterazione. 10 le persone identificate e i provvedimenti in arrivo per i gestori dei locali. Se volano sedie e tavolini, qualcuno nel locale se ne sarà accorto. E se da questo locale non è giunta alcuna chiamata alle forze dell'ordine, ne risponderà a norma di legge. Io penso che adotterò un articolo 100 e lo chiuderò. Da Agrigento a Palermo e Catania si intensificano i controlli delle forze dell'ordine per contrastare gli episodi di violenza urbana, sempre più frequenti nei centri storici. E un rider è stato aggredito da una gang di 5 ragazzi nel centro storico di Palermo. La vittima ha presentato una denuncia ai carabinieri. Poche settimane fa un altro rider, anche lui straniero, è stato aggredito in un'altra zona del centro storico di Palermo, ma non ha voluto denunciare alle forze dell'ordine in quanto era stato minacciato. E a Catania i carabinieri hanno arrestato un albanese di 46 anni che viaggiava con più di 1 chilogrammo di cocaina. L'uomo era alla guida di un SUV Volkswagen ed è stato fermato per un controllo appena imboccata l'autostrada Catania-Palermo dai carabinieri che lo seguivano dal quartiere di Librino. Sul mercato nero la droga avrebbe fruttato non meno di 85.000 euro. E si susseguono purtroppo anche gli episodi di violenza nei confronti delle donne. A Catania 2 misure cautelari di allontanamento alla casa familiare sono state eseguite dalla polizia a carico di 2 uomini, rispettivamente di 26 e 70 anni, ritenuti responsabili di 2 diversi casi di violenza domestica. Nel primo caso una donna era vittima di aggressioni verbali, percosse, violenza psicologica commesse dal figlio e continue richieste di denaro per acquistare la droga. La seconda misura cautelare è stata adottata invece nei confronti di un 70enne per atti di violenza domestica nei confronti della moglie di 61 anni, alla quale ha rivolto inoltre gravi minacce. Cambiamo decisamente argomento. Catania è scattato il piano straordinario del Comune per la commemorazione dei defunti. Il cimitero di via Acquicella è stato sottoposto a straordinari interventi di manutenzione per renderlo più accogliente. Da un lato il decoro, dall'altro la vile azione di balordi che profanano però le tombe. Tonino De Mana. Navette potenziate, un accurato piano di viabilità, acqua nelle principali fontane, pulizia straordinaria dei vialetti e rimozione delle erbacce con particolare attenzione all'ingresso dei 3 cancelli dove sventolano anche 2 bandiere nuove. Il cimitero di Catania è ora più accogliente dopo un vero e proprio tour de force dell'amministrazione comunale, strigliata anche da un nostro servizio denuncia che aveva indotto il sindaco Trantino a chiedere scusa ai catanesi. Anni di abbandono e di approssimativi interventi di manutenzione non potevano
devono certo essere risolti in poco tempo, come conferma l'assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Petralia, che ha ereditato un camposanto in condizioni disastrose. Lavori intensi di cura del verde, di manutenzione delle strade, di pulizia anche delle caditoie sia all'interno che all'esterno del cimitero e interventi continui che riguardano il sistema idrico, che purtroppo presentava numerose lacune e problematiche. E mentre gli addetti alle manutenzioni lavoravano per riportare un po' di decoro, qualcuno profanava l'ennesima tomba. Noi siamo vicini alle famiglie, stiamo cercando di garantire in questi giorni un maggiore controllo grazie al supporto della Polizia Municipale, ma nei periodi successivi sarà necessaria una vigilanza più attenta, dei sistemi di videosorveglianza efficaci e specialmente quello che è il controllo adeguato di accessi e uscite. Da oggi e fino al 2 novembre niente ingresso al cimitero con auto private, mentre domani e giovedì sono sospese le tumulazioni. Da quest'anno un'app consentirà di individuare i 25 bagni chimici aggiuntivi e diverse auto elettriche sono a disposizione dei soggetti non deambulanti. Rafforzati i servizi AMTS con 7 vetture che fanno la spola dal parcheggio del Divino Amore all'area cimiteriale. Potenziate anche le corse per raggiungere via Acquicella con partenze da Piazzale Sanzio, Canizzaro e stazione ferroviaria. E nel giorno di Halloween sono diverse le feste che coinvolgono soprattutto i bambini, ma non tutti condividono questa festa che proviene dai paesi anglosassoni e c'è chi vorrebbe tornare alle tradizioni dei nostri nonni, e cioè la tradizionale festa dei morti. Ma sentiamo Francesco Aloi. Che ci fate qui fuori? È Halloween, abbiamo fatto dolcetto scherzetto, abbiamo Non un sacco dovreste di stare in dolci. giro, non è sicuro. Vuoi uccidermi? No. Non oggi, Satana. Halloween è arrivato, una festa popolare soprattutto nei paesi anglosassoni che si diffonde sempre più anche in Italia. Secondo Confesercenti riguarda 6 famiglie su 10. Non è una festività nostrana, però comunque è molto diffusa tra i giovani, quindi si festeggia. Ci organizzeremo all'ultimo. Cosa pensate di fare? Non lo so, probabilmente stiamo insieme, però non sappiamo esattamente dove andiamo. Maratona di film Halloween. Film di che genere? Horror? No, non proprio in realtà, tipo A Nightmare Before Christmas oppure La sposa cadavere. Non tutti però condividono questa ricorrenza, da molti definita commerciale. Per me non è una festa, fanno le bruttissime cose, non mi piace, con tutte le belle cose che ci sono. Nonostante favorevoli e contrari, sono tantissimi i bambini che aspettano questo giorno per ricevere dolcetti oppure fare qualche scherzetto. Cosa farete? Vi travestirete? Sì. Da chi? Del diavolo. E tu? Di Halloween. Hanno avuto il pensiero di alzarsi presto per andare a comprare dolciumi. Il buio, la paura, le zucche sono i simboli di Halloween. Non possono mancare le maschere obbligatoriamente horror. Fare paura è il must di questa ricorrenza. E il terrore dovrebbe divertire. Quando ci nascondiamo dietro le maschere e fingiamo di non essere ciò che siamo. Quella del grande Michael Jackson è una delle canzoni che molti ascoltano in questo giorno. Il ballo tipico naturalmente non può mancare. Stasera alla vostra porta potrebbe bussare qualcuno. Se ancora non lo avete fatto, quindi acquistate dolcetti. È l'unica alternativa se volete evitare lo scherzetto. Nessuna zucca intagliata, niente abiti da streghe o vampiri. A Catania i frati della parrocchia Santa Maria di Gesù hanno invitato i bambini a vestirsi da santi e angioletti. La festa dei santi è un'idea lanciata da Fra Massimo Corallo che di anno in anno vede una partecipazione sempre più crescente di bambini, felici di giocare e conoscere la storia del santo di cui portano il nome. Un modo gioioso adottato anche in altre comunità per non far perdere l'antica e sentita tradizione siciliana della festa dei morti. Le due facce di TikTok, il social più utilizzato dai giovani, dà voce alla richiesta di aiuto di una ragazza di 17 anni di Modica per salvare la madre minacciata dall'ex, ma anche ai video della figlia di un boss catanese chiamata sponsorizzata la Fiera dei Morti di Paternò. Eva Spampinato.
Perché sto facendo questo video? Per fare in modo che prima che accada un altro femminicidio, perché in Italia fin quando non vedono una morte, una prova, non fanno niente. Dall'accorato appello perché la madre, minacciata dall'ex, non venga uccisa, alla social imbonitrice del quartiere che sponsorizza giocattoli e invita ad andare alla Fiera dei Morti di Paternò, nel catanese. Eccole le due anime diametralmente opposte di TikTok, il social più utilizzato dai giovanissimi, capace di accendere i riflettori su un fenomeno drammatico come le violenze di genere, ma anche di dare voce e spazio alla figlia del boss che diventa influencer. Con 20 euro e 10 il mio nome, per Femminuccia avrai questo in omaggio. Lei è Lidia Arena, 37 anni, figlia del boss catanese Giovanni Arena, condannato a 2 ergastoli e rinchiuso al 41 bis nel carcere dell'Aquila. Mi sarei fatta l'ergastolo per nascondere mio padre. È al centro di una polemica perché è stata invitata, insieme ad altri tiktoker catanesi, come ospite alla Fiera di Paternò, finendo pure sul manifesto, lo vedete, con tanto di loghi istituzionali. Ragazzi, ci troviamo alla Fiera dei Morti di Paternò. L'amministrazione paternese si difende, non li abbiamo invitati noi, l'evento è stato organizzato da un'associazione esterna al comune. Intanto diventa virale il video di Irene, 17enne di Modica, che trova il coraggio di denunciare quanto accaduto alla madre e chiede aiuto. La mia vita è cambiata, scrive, ho paura d'uscire, mi sento osservata. Il 13 dicembre del 2022 mia madre è stata aggredita dal suo compagno, che non è mio padre, è un'altra persona. È stata aggredita fisicamente in un bar e nonostante abbiamo esposto denunce, nonostante siamo entrate in codice rosso, non hanno fatto niente. La ragazza continua nell'elenco dei fatti accaduti, prima il tentativo di entrare in casa, le minacce per ritirare la denuncia, l'auto vandalizzata ed infine bruciata. Lei è Irene e vuole solo vivere la sua vita intera al fianco della madre. Una ciclista di 43 anni è stata investita a Palermo in via Cavour da un automobilista pirata che dopo lo scontro si è dato alla fuga. La donna, soccorsa al personale del 118 e trasportata all'ospedale civico, ha un trauma cranico e ferite alla testa. Attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza la polizia sta cercando l'investitore. E sempre a Palermo è stata investita forse da uno scooter che si è poi dileguato una ragazza di 24 anni mentre stava attraversando la strada. E adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco. Seconda parte, Sicilia 24. Per colpa di qualche imprenditore oleario disonesto, il fiume Naro ad Agrigento è diventato scuro per la presenza di acque reflue derivanti dalla lavorazione dell'olio di oliva. La denuncia è dell'associazione Mare Amico, che ha scattato foto e diffuso immagini dello scempio avvenuto nonostante gli intensi controlli dei carabinieri che negli scorsi anni hanno colpito duramente alcuni imprenditori. Il fiume Naro attraversa le campagne di Canicattì, Naro, Camastra e Favara, zone ricche di frantoi, rendendo difficoltosi i controlli. La nuova stagione del Teatro Brancati di Catania, con la direzione artistica di Tuccio Musumeci, parte domani con Liolà di Pirandello, nell'adattamento di Monio Vadia e con protagonista Mario Incudine. Eva Spampinato. Mai si incarnano Le scanzonate vicende del Liolà di Pirandello diventano una vera e propria opera musicale nell'adattamento di Monio Vadia, Mario Incudine e Paride Benassai, e domani inaugureranno la stagione del Teatro Brancati di Catania con la direzione artistica di Tuccio Musumeci. Liolà rappresenta la vita, il canto, la poesia, il futile ancorché necessario piacere, e l'amore e la morte, il sole e la luna, il canto e il silenzio, come racconta il suo protagonista. Liolà è un tripudio di bellezza, di vita, di passione, di energia, di canto, di poesia. Ecco chi è il mio Liolà. Il mio Liolà è un personaggio a metà tra il Don Giovanni di Mozart e il Dioniso della mitologia. E in questa nostra versione, firmata insieme a Monio Vadia e a Paride Benassai, abbiamo voluto mettere al centro alcuni degli elementi fondamentali della poetica pirandelliana. La storia di Liolà parte da un capitolo del Fu Mattia Pascal. Sul palco, oltre ad Incudine e Benassai, anche Rory Quattrocchi, Olivia Spigarelli, Angelo Tosto e un vasto cast di attori e musici. Possono chiamare figli solo chi che ha saputo portare alla fontana di Lusciumi Chiaro.
I bambini in scena non ci sono rappresentati da fantocci, perché in realtà dei figli in questa vicenda non importa niente a nessuno. I figli sono solo il pretesto per mettersi l'uno contro l'altro, ed è per questo che Liolà oggi diventa ancora di più una favola attuale, perché l'egoismo, il proprio tornaconto, il pensare solo a se stessi, alle proprie ragioni, l'arrivismo è al centro della nostra società. Stasera vi proporremo un viaggio nel mondo delle donne vittime di un amore tossico che hanno avuto la forza di denunciare. Abbiamo sentito le loro storie di persone che spesso si sono sentite dire tu non vali niente. Il Focus, curato da Giusy Lazzara, andrà in onda alle 20:45 su Telecolor. E adesso una pausa e poi la pagina dedicata al calcio, parleremo del Calcio Catania. Ed eccoci al calcio. Alla vigilia di Brindisi Catania il vicepresidente rossazzurro Vincenzo Grella ha incontrato i giornalisti e ha analizzato il momento dei rossazzurri a 360 gradi. Grella ha difeso Tabbiani, il tecnico, e spronato i suoi, ma ha anche ricordato l'atmosfera di domenica scorsa e l'ha definita tossica. Francesco Triolo. 90 minuti più recupero, quasi una partita intera per un confronto a 360 gradi dal momento attuale della squadra agli obiettivi, al futuro del Catania. La conferenza stampa del vicepresidente Vincenzo Grella ha toccato tutti i punti caldi, difendendo l'allenatore, uomo e professionista, spronando il gruppo, spiegando le scelte della società, analizzando e riconoscendo anche gli errori compiuti dalla dirigenza. Questione di atteggiamento, ha detto Grella, quello che chiede sia differente, quello che pensa sia mancato in questo avvio di campionato, perché gli obiettivi erano e restano altri, ben diversi rispetto all'attuale posizione di classifica. Arrivare nei primi 3 posti, non arrivare nei primi 3 posti per me e non raggiungere l'obiettivo prefissato in precampionato. Le scelte sul gruppo, i giocatori fuori rosa, c'è una spiegazione anche per questi aspetti, ci sono dei valori disciplinari da rispettare, ha detto, ma ha lanciato anche un messaggio ai giocatori rosa, quelli che indossano una maglietta pesante. Nella costruzione, nei semplici passaggi che io aspetto di più da loro, perché quei passaggi non si possono sbagliare. Si può sbagliare una volta, 2 volte, ma poi basta, se no non puoi giocare qua, perché questo club ha voglia di andare di sopra e se sbagli in continuo i passaggi noi di sopra non ci andiamo. Di errore Grella ne ha riconosciuti a cominciare dalla preparazione atletica, più volte tirata in ballo. Ci sono stati degli errori, dalla preparazione, da una lettura nel mettere insieme la squadra. Questo mi va di prendere responsabilità. Non poteva mancare il discorso legato all'impiantistica, a quel centro sportivo che è stato sempre un pallino della proprietà, ma che adesso non è considerato un investimento prioritario e sostenibile, per dirlo con le parole di Grella, per una società nata 15 mesi fa. Giusto o sbagliato, solo il tempo darà ragione, perché oggi noi stiamo investendo, perché anche questa parola in italiano ha un significato, che il presidente non spende i soldi, investe. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.